Non una semplice sostituzione di legge, ma un vero e proprio cambio di paradigma. La nuova legge regionale 14 del 2019, conosciuta anche come Veneto 2050, applica una filosofia completamente diversa dalla legge che l'ha preceduta 10 anni fa, la 14 del 2009, ovvero il vecchio e ben noto piano casa. Delle novità introdotte dal nuovo inquadramento legislativo si è parlato questa mattina nella sede del Banco BPM di Viale delle Nazioni, in un convegno organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona. Quasi 500 i tecnici comunali e professionisti del settore seduti in platea, in un auditorium pieno in ogni ordine di posto. Della differenza tra il prima e il dopo ne ha parlato il presidente del collegio, Fiorenzo Furlani. Sono secondo me due mondi diversi. Piano casa è stato uno strumento straordinario ed eccezionale in un momento difficile economico che ci ha permesso di resistere, il comparto edile di resistere, non c'è dubbio. Però dopo 10 anni diciamo che forse è anche giusto guardare un po' più in là verso il futuro, difatti si chiama la nuova legge Veneto 2050. Naturalmente con un'ottica e una visione diversa, volta soprattutto alla riqualificazione e rigenerazione dell'aspetto del territorio e anche al contenimento del consumo del suolo. A ribadire le differenze anche dal punto di vista tecnico di Veneto 2050 rispetto al piano casa è l'architetto Massimo Cavazzan, presidente della Consulta Ambiente e Territorio dell'ANCI Veneto. Non c'è nulla da valutare in base al vecchio piano casa, è una cosa completamente diversa, prima di tutto perché è una norma strutturale, secondo perché si sono tolte determinate distorsioni. La prima distorsione ad esempio è l'incapacità che avevano i comuni di entrare all'interno del piano casa. Qui invece Veneto 2050 i comuni ritornano protagonisti. Noi avremmo voluto farlo in maniera più estesa, ma quando ci saranno interventi superiori ai 2000 metri cubi il comune porterà tutto in consiglio comunale, cosa molto importante. Lo stesso se ci sarà un'altezza superiore al 50%, è una cosa fondamentale. I comuni in questa maniera possono finalmente ritornare a essere loro i protagonisti del loro territorio. Un punto rivoluzionario della nuova legge è rappresentato dal capitolo sulla rigenerazione dei suoli e la rinaturalizzazione dei terreni. Ci sono delle prestazioni di base obbligatorie, come lo erano anche prima, ma ci sono delle prestazioni incentivanti che sono legate alla nuova capacità del costruire, al recupero energetico, alla parte ambientale, al ciclo di vita dei materiali. E poi c'è la grande realtà dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, cioè pensiamo finalmente che il terreno può essere anche rigenerato in maniera definitiva, togliere i fabbricati, tornare ad avere terreno sotto i piedi. Questa è una cosa fondamentale che cambia in maniera epocale l'urbanistica all'interno della nostra regione.